Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Firmato il piano città degli immobili pubblici, l'accordo tra enti del territorio per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico. L'obiettivo è riqualificare gli edifici inutilizzati attraverso interventi mirati alla rigenerazione urbana, all'efficientamento dei servizi e alla creazione di soluzioni per l'housing sociale. Presentata a Roma nella sala stampa della Camera dei Deputati la 10ª edizione dell'Erici Music Festival, che quest'anno si svolgerà dal 22 luglio al 2 agosto. I luoghi iconici di Lerici sono pronti ad incantare cittadini e turisti in un dialogo tra la musica classica e la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche del Golfo dei Poeti. Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto fanno squadra per lo sviluppo economico. Nell'incontro di ieri a Milano tra gli assessori allo sviluppo economico delle 5 regioni si è deciso di avviare una cabina di regia per elaborare proposte legislative e nuovi strumenti al Governo nazionale e alla Commissione europea, a fronte della conclusione del PNRR e della programmazione dei fondi di coesione 2028-2034. Si sono conclusi i 4 corsi di formazione che hanno abilitato in Liguria 47 nuove figure alle professioni turistiche. Di queste 47, 30 sono guide ambientali escursionistiche che si vanno ad aggiungere alle 215 già abilitate nel triennio 2023-2025, per un totale di 245 in Liguria. Sono 18 i progetti in graduatoria finanziati dalla Regione Liguria sul bando Rigenerazioni. Si tratta di 4 milioni di euro per formazione professionale e tirocini extracurricolari fino ai 6 mesi per facilitare l'inserimento lavorativo di disoccupati soprattutto nell'entroterra. Restate aggiornati sui nostri canali social.